Deborah Serracchiani, vice segretario del Partito Democratico. Allora, domani sarà la fumata bianca, Mattarella alla quarta votazione? Ma riteniamo di sì, ci sono tutte le condizioni perché questo accada, la scelta è stata fatta dal Partito Democratico, non solo dal Partito Democratico, ha fatto una proposta, quella di Mattarella, che è assolutamente condivisibile anche da altri gruppi parlamentari. Perché Forza Italia e MCD insistono c'è stato un problema di metodo? Ma perché probabilmente non può esserci un problema di merito, nel senso che sul nome di Mattarella è difficile dire di no, anche per il nuovo centrodestra e per Forza Italia. Io anzi confido che in queste prossime ore si riesca anche a ragionare su una larga condivisione del nome del prossimo Presidente della Repubblica, perché credo davvero che debba appartenere alla scelta di tutte le forze politiche. Presidente, se il nuovo centrodestra non votasse, continuasse sulla linea di non votare Mattarella, ci sarebbero problemi sul governo? Comunque sono due cose diverse. Noi abbiamo detto sempre che il voto del Presidente della Repubblica va tenuto distinto dalle riforme come da altre tematiche. È chiaro però che c'è un ragionamento e una discussione che si apre e faremo tutte le valutazioni. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie.